Si è svolta a Rimini dal 18 al 22 gennaio 2013 la 34esima edizione del SIGEP, Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, e il terzo Abitec Expo, Salone Internazionale delle Tecnologie e Prodotti per Panificazione, Pasticceria e Dolciario, che ha riscosso un successo straordinario. 144.803 gli operatori in visita nei 5 giorni di manifestazione, con particolare aumento della partecipazione degli operatori stranieri. È la conferma dell'attenzione della domanda globale di dolce artigianale e arte bianca made in Italy, prodotti alimentari, know-how e tecnologie, alla quale SIGEP e Abitec Expo hanno dato risposta concreta in fiera, organizzando iniziative e progetti per favorire l'internazionalizzazione delle aziende. Il SIGEP e Abitec Expo hanno occupato ben 16 padiglioni, con la presenza di ben 1000 aziende espositrici. Le 5 giornate di Rimini sono state seguite in tutto il mondo grazie alla diretta streaming TV e con l'esposizione erano integrate decine di eventi internazionali e un grande calendario di esibizioni e competizioni partecipate dai maestri più famosi al mondo. Uno dei luoghi più spettacolari di SIGEP 2013 è stato senza dubbio quello che ospitava i campionati riservati ai baristi. SIGEP è diventato socio SCAE, Specialty Coffee Association of Europe, associazione in grado di fare interagire ogni soggetto della filiera del caffè, dal coltivatore al proprietario di bar, al fine di ottenere un caffè qualitativamente eccellente. Sotto la grande cupola della Hall Sud si sono radunati a migliaia per assistere alla performance e alla diffusione della cultura del caffè. Tra di loro vi era anche il siracusano Bongiovanni Gaetano, organizzatore del coffee show Latte Art, il quale ha riconfermato la collaborazione con i partnership delle precedenti edizioni, integrando altre nuove collaborazioni per la terza edizione dell'evento, arricchendolo di novità e sorprese. Al SIGEP si sono svolti 3 campionati dedicati al mondo del caffè. Campionato italiano Baristi Caffetteria, Campionato italiano Latte Art e Campionato italiano di Coffee and Good Spirits. Al campionato italiano Baristi Caffetteria hanno partecipato 20 professionisti selezionati in concorsi svolti in tutta Italia nel corso dell'ultimo anno. La competizione ha visto classificarsi primo Francesco Sanapo, secondo Eddie Righi, terzo Davide Cavalieri. Francesco Sanapo, salentino di nascita, fiorentino di adozione, ha vinto per la terza volta la competizione. Sanapo rappresenterà l'Italia al prossimo World Barista Championship, il campionato mondiale di caffetteria che si terrà in Australia, a Melbourne dal 23 al 26 maggio prossimi. Al campionato italiano Latte Art, che consente l'accesso al World Latte Art Championship, si sono classificati prima Chiara Bergonzi, secondo Giuseppe Musio, terzo Francesco Masciullo. Chiara Bergonzi ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo di campionessa italiana di Latte Art. Il prossimo passo sarà presentarsi ai campionati del mondo a Nizza a giugno. Chiara sarà sempre seguita e guidata da Luigi Lupi della Latte Art Coffee School. Il programma di allenamenti prevede alcuni viaggi verso l'Estremo Oriente per confrontarsi con i migliori baristi al mondo. Ed infine al campionato italiano di Coffee and Good Spirits, valido per il World Coffee and Good Spirits Championship, si sono classificati primo Francesco Corona, secondo Onorio Tantalo, terzo Cristian Gabrielli. Alla terza edizione di Coffee Show Latte Art 2013 hanno già dato la loro adesione Ettore Diana, campione del mondo IBA, Andrea Antonelli, personal trainer Latte Art, Chiara Bergonzi, campionessa in carica Latte Art, Marco Motta, di Metallurgica Motta, che presenterà le ultime novità delle attrezzature Latte Art, Cristina Lunardini, di Alice TV, che presenterà il suo ultimo libro di cucina, Gianfranco Carubelli, della Pulicaf, che presenterà i prodotti per la sanificazione delle attrezzature, Enrico Maltoni, di 100 anni di storia e cultura e storia design delle macchine da caffè, Sergio Barbarisi, della BWT, che presenterà la nuova generazione di filtri per macchine da caffè, Elisa Moulet, ex campionessa italiana baristi, Maurizio Maccagnini, presidente della La Spaziale, che consegnerà all'edizione del Coffee Show Latte Art una macchina da caffè in premio. I videomessaggi per l'adesione al Coffee Show Latte Art
sono visibili sul canale YouTube Mangiare Bene e non solo.